Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Una chiamata al numero unico d'emergenza per un presunto accoltellamento, ma in realtà si trattava di un incidente domestico. Un uomo di 45 anni è stato trovato ferito in gravi condizioni nel quartiere di San Leone di Agrigento a seguito di un presunto trauma cranico. L'uomo ha ammesso inoltre di essere caduto dalle scale, probabilmente a causa dell'abuso di alcol. La Capitaneria di Porto di Messina ha svolto dei controlli ambientali su diverse aree concesse all'interno dell'ambito portuale al fine di verificare la gestione dei rifiuti provenienti dai cantieri. Durante l'ispezione è stata scoperta un'area non a norma adibita al deposito temporaneo dei rifiuti, contrariamente alle leggi ambientali applicabili. La mozione Schlein ha annunciato che ci saranno 4 donne a guidare le liste elettorali di Palermo, Catania, Trapani Agrigento ed Enna Messina, mentre un giovane di 22 anni guiderà la lista per il collegio di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta. Il PD prenderà forma attraverso le primarie aperte a iscritti e non a iscritti il 26 febbraio, come ha dichiarato il portavoce regionale Sergio Lima. A Vittoria, durante specifici servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno denunciato all'autorità giudiziaria un giovane del luogo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Alla perquisizione è stato trovato addosso ad uno dei due, tra la biancheria intima, 17 involucri in cellofan termosaldati contenenti cocaina del peso lordo di 6,5 grammi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12.